Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo spunta un nuovo filone d'inchiesta su Cuffaro, da ieri ai domiciliari perché ritenuto a capo di un comitato d'affari illeciti. Indagini su presunte ingerenze nelle scelte dei dirigenti e dei funzionari regionali. A Caltanissetta l'ex assessore regionale della famiglia Paolo Colianni condannato in appello a 8 anni e 8 mesi per violenza sessuale su una minorenne. A Catania ai domiciliari uno stalker pluripregiudicato che ha terrorizzato più volte per gelosia l'ex compagna pretendendo di entrare in casa in piena notte mentre la donna dormiva con il loro bimbo di 5 anni. Sempre a Catania, dopo l'incendio la Pestalozzi si rialza, doppi turni per garantire le elezioni e gara di solidarietà per ripristinare la biblioteca distrutta. Inaugurata a Godrano, nel Palermitano, la prima casa di comunità dell'azienda sanitaria locale permetterà a molti cittadini di curarsi nel proprio territorio, invece di percorrere centinaia di chilometri per una semplice visita. Agrigento accende i riflettori sull'arte contemporanea, arriva la collezione Banksy, in mostra 180 opere del più enigmatico e provocatorio artista di strada del nostro tempo. Calcio domani a Massimino, il big match con il Crotone. Nonostante le tante assenze, il Catania punta a confermare il primato. Recuperato Raimo. Ben trovati, c'è un nuovo filone d'inchiesta in quello che è stato definito il sistema Cuffaro. Altri accertamenti riguarderebbero una comunità terapeuta psichiatrica e il centro per la formazione degli operatori sanitari di Caltanissetta, ma il GIP finora ha escluso questo filone dalle sue valutazioni. Maglio Viola. Non è ancora finita e altre cose emergeranno. 2 settimane fa o poco più il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, lo aveva detto in modo chiaro, lasciando intendere che le inchieste sulle gare che si presume siano state truccate non sono ancora note nella loro interezza e ci sono altri capitoli di questa vicenda da scoprire. Parole profetiche o forse troppo bene informate da ambienti probabilmente di magistratura. Fatto sta che alla fine di novembre, dopo che si erano conclusi gli interrogatori preventivi, la procura avrebbe depositato altri incartamenti indicizzati come esiti di ulteriore inchiesta riguardante la formazione professionale degli addetti al sistema sanitario. Questo filone di inchiesta riguarderebbe una comunità terapeutica psichiatrica e il CEFPAS, il centro regionale di alta formazione in sanità che sorge a Caltanissetta. La prima è una comunità sovvenzionata dalla regione, il secondo un ente che si vuole regionalizzare in toto. Dell'esistenza di questo filone si apprende dall'ordinanza del GIP che nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo di beni che la procura aveva avanzato nei confronti di Totò Cuffaro, cita questo supplemento di indagine solo per dire che non rileva su questa inchiesta, anche se portato a supporto, perché la difesa non è ancora a conoscenza di questi atti e non ha potuto spiegare come prevede la legge. Di fatto però c'è un altro filone di indagine e, con un modo di procedere ormai consolidato, l'accusa tenta di usare ogni atto sottraendolo al contraddittorio in questa fase, procedendo insomma come la legge permetteva fino a prima dell'ultima riforma. Tra scandali, inchieste e sfiducia disinnescata contro Schifani, la Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale ha approvato la finanziaria che arriverà in aula nei prossimi giorni. PD e 5 Stelle hanno abbandonato la riunione. Luca Ciliberti. La politica siciliana, travolta dalle inchieste, prova a reagire. In Commissione Bilancio all'Ars è stata approvata la manovra di stabilità che sarà incardinata in aula la prossima settimana, come sempre non senza tensioni. I lavori sono stati interrotti bruscamente perché l'opposizione di PD e Movimento 5 Stelle hanno protestato contro la maggioranza per via della velocità dei lavori, frutto dell'accordo tra i gruppi politici di centrodestra. Tra le norme approvate, quella che riguarda gli incentivi per spingere i cittadini stranieri a prendere la propria residenza in Sicilia e il cosiddetto modello Portogallo per contrastare lo
spopolamento. Stanziati poi 10 milioni di euro per far fronte ai dazi, via libera anche a 1 milione di euro per iniziative contro il disagio sociale, 1 milione per la progettazione del nuovo centro convegnistico Le Ciminiere di Catania e 10 milioni alla Crias, suddivisi equamente per le imprese artigiane e per le imprese agricole. Nella misura sono previsti anche i sostegni all'occupazione stabile nel settore privato tramite la concessione di un contributo a fondo perduto per i nuovi assunti, sono previsti 150 milioni l'anno per i prossimi 3 anni, e poi incentivi per assunzioni legati a nuovi investimenti, 150 milioni di euro nel triennio, vale a dire 50 milioni per ciascuno dei 3 anni. Tra le altre misure approvate 15 milioni per la pulizia di strade trasformate in discariche abusive e altri 4 per la ristrutturazione dei beni confiscati. Tra i gruppi politici poi c'è fermento. Il Mondo DC, dai deputati regionali ai riferimenti nei comuni, dopo lo scandalo e l'arresto di Cuffaro sembrano dialogare con altri partiti. Si guarda all'UDC di Decio Terrana e a Grande Sicilia di Raffaele Lombardo. Con la manovra in aula si comprenderanno meglio i veri equilibri. Facciamo la politica. A Messina un detenuto è morto nel trasporto dal penitenziario di Gazzi all'ospedale dopo che si era sentito male. Sempre in carcere, aggressioni ad agenti a Palermo e Augusta. Francesco Triolo. È morto durante il trasporto d'urgenza dal carcere di Gazzi al pronto soccorso. Adesso sulla tragica fine di un detenuto, Nunzio Filiberto, 53 anni, deceduto lo scorso 1° dicembre, la Procura della Repubblica di Messina ha aperto un'indagine. A presentare una denuncia è stata la moglie, assistita dagli avvocati Rosaria Chillè e Giuseppe Bonavita, con la quale chiede che vengano accertate eventuali responsabilità. A gestire il fascicolo d'inchiesta è la sostituta procuratrice Liliana Todaro e al momento l'indagine è contro ignoti con l'ipotesi di omicidio colposo. L'uomo si era sentito male poco prima dell'arresto e dopo le sue condizioni di salute critiche avevano imposto il ricovero al policlinico, avendo avuto 2 infarti per i quali era stato necessario anche un intervento chirurgico. Il magistrato ha già affidato l'incarico al medico legale per procedere all'autopsia sul corpo dell'uomo, una vicenda venuta alla luce proprio nei giorni in cui si sono registrati altri 2 episodi di violenza nelle carceri siciliane. A Palermo, a Lucciardone, 10 agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto nel corso degli incontri in sala colloqui. 8 agenti sono stati medicati all'ingressia, mentre altri 2 sono stati portati al pronto soccorso di Termini, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. Ad Augusta invece un detenuto ha versato olio caldo addosso ad un agente di polizia penitenziaria. A denunciarlo la segreteria provinciale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Il poliziotto è stato medicato, la sua prognosi è di 10 giorni. A Caltanissetta Paolo Colianni, psicoterapeuta ed ex assessore alla famiglia della regione siciliana, è stato condannato in appello a 8 anni e 8 mesi per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Lorena Dolci. Una condanna pesante, maggiorata rispetto al 1° grado e senza il riconoscimento delle attenuanti. Non ha fatto sconti la Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale Paolo Colianni, psicoterapeuta ed ex assessore regionale alla famiglia. Vittima delle sue attenzioni morbose una ragazzina di 14 anni. Il segreto è venuto a galla, come spesso accade, in un'aula di scuola. È stata un'insegnante che ha colto il malessere della ragazzina, consentendo l'avvio delle indagini. La condanna in 1° grado a 5 anni e 4 mesi è stata impugnata dalla Procura di Enna, che contestava proprio la misura della pena e il riconoscimento delle attenuanti. Il processo ha ricostruito gli abusi avvenuti durante le sedute di psicoterapia, analizzando anche messaggi e foto che si erano scambiati. Tra le aggravanti contestate l'abuso di autorità, il tradimento della fiducia che dovrebbe instaurarsi tra un medico e la paziente, a maggior ragione se il professionista è uno psicoterapeuta alle prese con una 14enne. Oltre ad essere medico, Paolo Colianni è stato assessore regionale alla famiglia nel 2006. Durante il processo di 1° grado l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee ammettendo i fatti. Colianni aveva versato un risarcimento provvisorio di 150.000 euro ai familiari, ma la Corte ha deciso che il danno sarà quantificato in sede civile. Catania non accetta la fine della relazione e perseguita la ex. Arrestato un pluripregiudicato di 39 anni, Emanuela Corsi.
Dopo la fine della loro relazione era diventato morboso, si presentava a casa dell'ex senza preavviso, minacciandola di morte se avesse fatto entrare in casa la persona che stava frequentando. Un copione che si ripete in quest'ennesima storia di stalking che arriva dal quartiere catanese di San Cristoforo. A finire in manette un pluripregiudicato di 39 anni che nei giorni scorsi ha terrorizzato più volte durante la stessa serata l'ex compagna. La donna in piena notte si è rivolta alla polizia perché l'uomo pretendeva insistentemente di entrare in casa dove peraltro stava dormendo il figlioletto della coppia di soli 5 anni. Durante la stessa serata il 39enne avrebbe tentato di farsi aprire in preda all'ennesimo episodio di gelosia morbosa. La donna avrebbe rifiutato categoricamente di incontrarlo, dicendogli che se avesse continuato avrebbe chiesto aiuto alle forze dell'ordine. A quel punto l'ex si sarebbe allontanato per poi ritornare dopo alcuni minuti con il suo atteggiamento molesto. A scatenare la reazione aggressiva, poi, quando avrebbe visto entrare nell'appartamento un uomo ritenuto il nuovo compagno della sua ex, per cui avrebbe cominciato ad urlare e ad inveire contro la donna, minacciandola da dietro la porta. L'uomo è stato arrestato e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sempre a Catania la Pestalozzi si rialza. Da ieri doppi turni per garantire le lezioni agli alunni del plesso distrutto dall'incendio, mentre prosegue la gara di solidarietà per ripristinare la biblioteca. Tonino De Mana. Ad una settimana dall'incendio che a Catania ha devastato la biblioteca rendendo inagibile chissà per quanto un piano dell'Istituto Comprensivo Pestalozzi di Viale Seneca, prosegue la gara di solidarietà che sta coinvolgendo tutti, dalle istituzioni alla gente comune. Non si ferma un attimo la dirigente scolastica Elena Di Blasi che passa da un plesso all'altro per garantire lezioni e soprattutto serenità. Sono iniziati i doppi turni, quindi i bambini, i ragazzi di Viale Seneca, del plesso centrale, il pomeriggio frequenteranno il plesso di Viale Nitta. Ci tengo a precisare che questo è stato possibile non solo grazie a tutta la riorganizzazione interna e quindi un ringraziamento a tutto il personale docente ATA della scuola e alle famiglie che hanno ben compreso, ma anche al Comune che ci ha dotato di illuminazione esterna, perché i bambini usciranno alle 7 di sera, e soprattutto con l'accensione dei termosifoni in orario pomeridiano. Mentre gli studenti sono stati ricollocati, si lavora per il futuro. L'obiettivo è riaprire la biblioteca. La città si è mossa, avete avuto attestati di solidarietà ovunque. Esatto, libri e non solo, da parte di privati cittadini, di altre scuole, di associazioni del territorio, ma anche un aiuto fattivo nella realizzazione di una raccolta fondi istituzionalizzata. Autori sono i nostri amici di Teach for Italy. Il 2 febbraio c'è un evento e questo evento finanzierà anche cosa? Tutto il ricavato del concerto che si terrà giorno 2 febbraio, autori carabinieri che terranno questo concerto al Teatro Massimo Bellini, verrà tutto devoluto per la ricostruzione della scuola. Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori del raid incendiario. La telecamera che vedete potrebbe fornire elementi utili agli investigatori. Resta da capire cosa e perché abbia spinto i piromani ad incendiare la biblioteca, peraltro intitolata alla piccola Alessia, morta di leucemia nel 2023. Inaugurata a Godrano, nel Palermitano, la prima casa di comunità dell'azienda sanitaria. È una struttura nel territorio che permetterà a molti cittadini di curarsi nel proprio paese e senza percorrere centinaia di chilometri magari per una semplice visita. Marco Gullà. Da oggi Godrano, paese in provincia di Palermo, ha la sua casa della comunità, la prima realizzata dall'ASP di Palermo con fondi del PNRR, un presidio territoriale che rappresenta uno dei cardini della nuova rete di prossimità. Una sanità territoriale più accessibile e che permetterà agli abitanti di Godrano di non percorrere tanti chilometri anche per una semplice visita di controllo. Ci avviamo verso un nuovo modello organizzativo di un'offerta sanitaria di prossimità per un accesso più diretto e immediato alle esigenze degli utenti. Con questo modello organizzativo che si comincia a realizzare oggi, noi intendiamo dare un supporto maggiore di vicinanza alle esigenze di cronicità, ma anche essere più immediatamente disponibili per qualsiasi tipo di bisogno.
per la mia comunità e il nostro territorio l'apertura di questa casa di comunità rappresenta un punto essenziale per i nostri cittadini, perché molti cittadini si spostavano in città ad andare a fare le visite, mentre oggi con la casa comunità saranno aperti diversi servizi, diversi poliambulatori, e quindi i cittadini anziché spostarsi avranno l'opportunità di fare le visite ai locali. Nel territorio provinciale l'ASP di Palermo ha già completato i lavori di ristrutturazione di altre 7 case della comunità, a Ventimiglia, Valle d'Olmo, Cerda, Cinisi, Monreale, Capaci e Alimena, che una volta ultimati gli allestimenti saranno a breve fruibili dagli utenti. Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, ha presentato una denuncia alla Procura di Termini Imerese sulla gestione dell'invaso Garsia nella Valle del Belice, che è rimasto senza acqua. Ho voluto portare all'attenzione dei magistrati, ha detto il deputato, i fatti e le omissioni che hanno prodotto un'emergenza idrica senza precedenti, così Faraone. Passiamo ad altro, Mostre. Agrigento accende i riflettori sull'arte contemporanea. Arriva la Banksy Modest Collection, 180 opere di Banksy, il più enigmatico e provocatorio artista di strada del nostro tempo. Davide Sardo. Un evento che accende riflettori internazionali su Agrigento. La capitale italiana della cultura 2025 ospita in assoluta anteprima nazionale la Banksy Modest Collection. 180 opere del più enigmatico e provocatorio artista contemporaneo, arrivate per la prima volta in Italia, proprio nella città dei Templi. Nei suoi tanti appuntamenti francesi, la raccolta ha richiamato 370.000 visitatori e generato quasi 400.000 euro destinati a progetti sociali. È una mostra che viene a Agrigento per portare tutti i messaggi di Banksy che si vedono nelle sue opere, tutto che si fa sulla solidarietà, la pace, le immigrazioni, il capitalismo in generale. La preview per stampa e istituzioni nei locali della Camera di Commercio in via Atenea ha anticipato un percorso espositivo dal forte valore simbolico, capace di unire arte, impegno civile e una narrazione visiva che sfida la contemporaneità. Il valore di rimarcare quello che è il contenuto fondamentale di Agrigento capitale della cultura, quindi il rapporto con gli altri, in questo caso un rapporto fatto anche in una maniera provocatoria, in una maniera artistica, riconosciuta in tutto il mondo. La mostra sarà visitabile fino al 21 dicembre, dalle 9 alle 11, riservata alle scuole, dalle 11 alle 19, aperta al pubblico, ingresso libero. Sorpresa, eccoli qua, Pio e Amedeo in studio in diretta. Eccoci qua, buon appetito a tutti i siciliani, non stanno mangiando. Quindi, si mangia come da noi in Puglia, si mangia a quest'ora che si comincia. Registi e protagonisti del nuovo film che si intitola Oi vita mia, l'hanno presentato a Palermo, stasera saranno a San Giovanni la Punta. Sono venuti da Palermo a Catania. Sì, comodo. Un viaggio. Sì, infatti io penso che il ponte non lo devono fare dalla Calabria alla Sicilia, ma da Palermo a Catania. Quello è il ponte che devono fare. È stato un viaggio impegnativo, devo essere sincero. Viaggio impegnativo. Abbiamo trovato gli stessi lavori che abbiamo trovato 15 anni fa. Sempre gli stessi. Sì, e le persone anche sono sempre le stesse. Le stesse persone appoggiate al carrello. Questo film è un film sulle generazioni giovani e meno giovani che fanno cose diverse, magari non si capiscono all'inizio, poi forse invece sì. Sì, è un film per tutti, ecco, un film generazionale, volevamo allargare il più possibile il nostro pubblico e siamo contenti di quello che sta succedendo. E poi c'è uno straordinario Lino Banfi che è in un ruolo non proprio in cui si era già visto, ecco, un ruolo drammatico, ecco, poi non voglio spoilerare. Tu dici, ma in un film dove si ride, ci sono scorrettezze? Sì, c'è anche questo. C'è anche questo. E poi c'è naturalmente la bella e brava Ester Pantano. Fantastica. Catanese, doc, quindi
poi c'è una grandissima attrice, già lo sapevamo, ma poi sul set abbiamo scoperto anche una grande persona, poi che si è molto adattata al nostro modo di fare, che non siamo facili, anche immaginaci alla regia. Guarda, è un film che trasuda proprio di sud, è un film estremamente meridionale, noi siamo di Foggia, quindi Trasud, quindi. Trasud. Abbiamo molte cose in comune con la Sicilia. Ma questa idea di fare i registi, non so come è venuta e poi come è stata. Guarda, l'idea è venuta dal fatto della volontà di diventare liberi, prima di tutto noi, perché al cinema fino adesso avevamo sempre fatto dei prodotti che non ci somigliavano, non ci piacevano manco a noi che li avevamo fatti, quindi ci eravamo affidati a qualcun altro. In questo film abbiamo sentito l'esigenza di diventare liberi e abbiamo fatto un film che ci somiglia tantissimo, che ci è piaciuto tantissimo e fortunatamente sta piacendo tantissimo a tutti quelli che lo sono andati a vedere. Anzi, io me la sento proprio di dire agli amici siciliani soddisfatti o rimborsati da Michele Cucuzzi. Esatto, chiedete i soldi a Michele, se non mi piace il film, però so che non li chiederete. Stasera a San Giovanni la Punta, ore 21:30, verrà la prima da questa parte della Sicilia. Grazie a Pier Medeo, complimenti. Grazie a te Michele, grazie a Buon voi. appetito a tutti, ci Buon vediamo al appetito, cinema. Viva la Sicilia. E adesso una breve pausa e subito dopo il calcio. State con noi, vi aspettiamo. Una scoperta che riscrive la storia della Sicilia antica. La villa romana di Durrueli, affacciata sulla costa di Realmonte, accanto alla Scala dei Turchi, si mostra oggi più grande e articolata di quanto avessimo immaginato. Le ultime campagne di scavo, frutto della collaborazione tra Parco Archeologico della Valle dei Templi e Università di Catania, hanno rivelato nuove aree e dettagli straordinari. Abbiamo individuato in particolare degli ambienti dei vani caldi, dove si conservano in maniera eccezionale tutti i sistemi di riscaldamento dei vani, quindi le sospensure, le pile che costituivano appunto le intercapedini, il passaggio dell'aria calda che consentiva di riscaldare questi vani. Le strutture termali della parte nord del complesso offrono ora uno sguardo unico sulla vita quotidiana nell'antica Roma. Proseguono le attività di indagine che già avviate l'anno scorso, che ci hanno permesso di delineare una storia della villa molto più complessa di quella che già gli scavi degli anni '80 del secolo scorso avevano delineato, con fasi di frequentazioni, riprese, riutilizzi, quindi fino in età tardoantica, che erano poi in realtà rimasti un po' all'oscuro nelle indagini precedenti. Durrueli conferma il suo ruolo di gioiello archeologico della Sicilia tra storia, arte e mare, e le sorprese, dicono gli esperti, sono appena iniziate. Ecco, abbiamo appena visto questa scoperta straordinaria a Realmonte nell'Agrigentino, questa villa romana di Durrueli che si sta rivelando molto più grande, molto più ricca, complessa del previsto. Grazie a Davide Sardo. Come vi dicevo poco fa, fra poco il calcio con le parole di Toscano alla vigilia della gara di domani con il Crotone. Vi aspetto. Il Catania capolista domani aspetta il Crotone al Massimino. L'anticipo vale la possibilità di continuare la corsa al comando nonostante le assenze. Marco Carli. Lunedì la notizia del primato solitario in classifica, venerdì l'appuntamento successivo non di poco conto con il Crotone, ma di fronte al grande pubblico del Massimino, tornato fortino rossazzurro. La corsa del Catania continua a gran ritmo, 4 giorni di lavoro, la convinzione sempre più evidente di essere un gruppo solido che non deve sottovalutare nessuno, ma nemmeno averne paura. Il Catania di avvisi ai naviganti, cioè alle avversarie dirette, ne ha già dati tanti, ma ovviamente non bisogna fermarsi. Noi bisogna fare la partita importante per venire a capo di questa e sono convinto di allenare questo aspetto mentale, di essere ogni partita importante, perché arrivare a prescindere dall'avversario ai momenti del campionato. Ci sono dei momenti e momenti, questo è un momento del campionato dove devi spingere sull'acceleratore. Le scelte: out Donnarumma a sinistra, a centrocampo potrebbe andare Lunetta, con Quaini che torna in mezzo per la squalifica di Di Tacchio, Allegretto ancora dietro, recuperato Raimo per la panchina. Dobbiamo fare tutti insieme, i 16 che saranno chiamati in causa, una grande prestazione, perché è un momento, è una partita, non dico decisiva, ma è un passaggio importante che, se vuoi dare continuità, rimanere in testa fino alla sosta, perché quello è l'obiettivo che ci siamo posti e vogliamo riuscirci. Catania-Crotone sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live con i collegamenti dal Massimino a partire dalle 20. A fine gara le interviste in anteprima.
Situazioni diverse per Trapani e Siracusa. Gli aretusei sabato ospiteranno il Foggia in un autentico spareggio, mentre i Granata andranno a Salerno, ma sono le vicende a stracampo a tenere banco. Francesco Triolo. È probabilmente ciò che sta accadendo fuori dal campo a Trapani a preoccupare più della prossima partita in casa della Salernitana. L'eventuale penalizzazione di altri 8 punti e l'inchiesta sui contributi della regione sono due macigni con i quali fare i conti in questi giorni. Sul fronte squadra Ronica ha la necessità di recuperare almeno una parte dei 7 indisponibili di domenica scorsa contro il Monopoli. Nelle prossime ore si avrà un quadro più completo dopo l'allenamento, ma l'incrocio di domenica tra Trapani e Salernitana potrebbe presto ritrovarsi anche sul mercato, perché nella lista di Daniele Faggiano per la finestra di gennaio ci sarebbe anche il capitano dei Granata Giuseppe Carriero. La Salernitana contro il Trapani avrà a disposizione anche Longobardi e il tecnico Peppe Raffaele. Potrebbe anche cambiare modulo schierando proprio l'ex del Rimini. È un bivio importante quello che sabato affronterà invece il Siracusa. Al De Simone arriva il Foggia in quello che è un autentico scontro diretto. I pugliesi con la vittoria contro il Cosenza hanno superato in classifica gli aretusei, che hanno l'opportunità del controsorpasso. C'è fiducia nel gruppo di Marco Turati nonostante l'ultima battuta d'arresto di Caravaggio contro l'Atalanta. Il tecnico lombardo recupera Zanini e Valente ma perde Molina per squalifica. Potrebbe tornare nella lista dei convocati dopo 6 mesi di assenza per infortunio Giuliano Alma. Al De Simone si preannuncia un pubblico consistente con la presenza di un centinaio di tifosi ospiti. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.